Beh, sicuramente sotto 50 milioni. Ricordo che non abbiamo prelevato ad oggi, in questi anni, 16 miliardi di euro. Non abbiamo mai applicato l'addizionale IRPEF e altre tasse. Direi che siamo nella direzione semplicemente di un piccolo riequilibrio, ma sicuramente non sulla testa di cittadini. Basterà sì, perché abbiamo un sacco di progetti, 80 milioni di spesa, la volontà di portare avanti un sacco di iniziative, tra le quali anche investimenti su infrastrutture. E ancora una volta un bilancio in equilibrio che comunque dà la possibilità di continuare a erogare i servizi e anche di fare dei nuovi investimenti e che credo riesce attraverso un piccolo contributo da parte delle aziende, non delle ditte individuali ma delle 184.000 aziende venete a chiudere in equilibrio, dando la possibilità di continuare a erogare quei servizi che nel corso di questi ultimi 5 anni il Veneto ha avuto la capacità di garantire. Come funzionerà l'aumento dell'IRAP? Beh, ci sono circa, allora, le aziende nel Veneto che verranno coinvolte in questo momento sono 184.000, circa 130.000 di queste gli verrà applicato un aumento dello 0,10% rispetto a quello che già pagano, che vuol dire che un bar pagherà 14 euro in più all'anno, o un'azienda che fattura, una piccola media impresa che fattura 1 milione pagherà 88 euro in più all'anno, quindi è una cifra insomma, crediamo assolutamente sopportabile. Pagheranno qualcosa in più invece le restanti ditte che abbiamo ritenuto abbiano anche un'incidenza maggiore dal punto di vista ambientale, per l'estrazione delle cave piuttosto che la farmaceutica, a cui verrà applicato un aumento dello 0,50. Ricordo a tutti che la Regione aveva la possibilità di aumentare fino a uno 0,92, quindi siamo rimasti ben sotto a quella che era la nostra disponibilità, cercando di trovare un equilibrio che possa garantirci questi 50-54 milioni di gettito che ci aiutano a chiudere il bilancio 2025. Forza Italia è così critica, ha parlato addirittura di rapina, adesso hanno fatto sapere che in aula non voteranno questo aumento. Guarda, sono stato sorpreso perché credo che figure che tra l'altro hanno amministrato in ruoli regionali dovrebbero comprendere anche quelle che sono le dinamiche e prima di uscire con alcune dichiarazioni forse così come ha fatto in maniera assolutamente diversa Fratelli d'Italia, riservarsi una valutazione una volta in cui ci sarà la possibilità di spiegare questo provvedimento. Uscire tranchant così facendo un po' di populismo insomma lo trovo un po' così.